Esordio ovviamente oltre che il Treviso anche lì a Piave, ho visto una squadra pulita che ha giocato bene, senza grandi falli, una difesa ermetica, Rigo è stato un super portiere, forse è mancato qualcosa in attacco, sono stati chiusi Furlan e anche un po' Zorzetto, sono stati chiusi dalla difesa avversaria, cosa le pare mister? Allora, la gara è stata condizionata prima dal gran caldo, perché oggi veramente è un caldo incredibile, tant'è che loro alla fine veramente, noi fortunatamente stavamo meglio di loro da un punto di vista atletico e negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto un'infinità di occasioni e grazie al loro portiere non abbiamo concretizzato. Il loro portiere ha parato molto bene. Nel primo tempo invece sono stati più bravi loro, secondo me, a crearsi l'occasione, a metterci in difficoltà. Noi eravamo un po' troppo timidi, poco aggressivi e abbiamo concesso loro qualche pallagol di troppo, quindi nel primo tempo è stato il primo tempo di Rigo Nicola, il secondo tempo è stato il secondo tempo del loro portiere. Comunque tutto sommato penso che sia stata una partita molto divertente, ricca di occasioni da gol, buon gioco perché noi abbiamo giocato molto bene e anche loro hanno cercato di giocare con sta palla per terra, quindi loro hanno una squadra di grande qualità, quindi penso che si siano divertiti tutti. Ecco, quello che è mancato è stato il gol, una partita che invece di finire 0-0 finisce 2-2 o 3-3, siamo contenti tutti quanti. Certo, infatti confermo anche quello che ha detto lei, lo 0-0 non dice nulla, il pubblico si è divertito sugli spalti, è stata una partita anche divertente, vivace sotto tutti i punti di vista, con tante occasioni. Insisto, la loro è una squadra che prova a giocare al calcio, la nostra è una squadra che prova a giocare al calcio, è un'equazione che porta a vedere delle belle partite. Questa è stata una bella partita, poi secondo me il pareggio è il risultato giusto, stride un po' il fatto che ci sia lo 0-0, certo. Ma il pareggio fondamentalmente è giusto. È giusto, certo. Si deve chiedere... Sì, stavo pensando... Un Treviso che oggi è venuto qui a San Polo, a Ormelle, insomma, una squadra comunque di nome, voi avete fatto la vostra partita, ve la potete giocare anche quest'anno decisamente con squadre importanti, come questo campionato figura queste 17 squadre, non ce n'è una veramente scarsa. No, questo ho detto, più che un'eccellenza è una di due, a maggior ragione mi auguro che partite con un tasso di qualità come queste ce ne siano tantissime. Noi già dallo scorso anno abbiamo cominciato, come si può dire, un trend di gare cercando di giocare a calcio, cercando anche di divertirci giocando, e anche oggi abbiamo fatto la nostra gara. Io penso che i tifosi di Piave insomma, non abbiano niente di criminale, noi abbiamo giocato a calcio. Poi è un peccato perché alcune occasioni, Furlan, Zorzetto, ma anche per loro, perché fondamentalmente hanno talmente corso tanto che alla fine probabilmente meritavano anche la soddisfazione di un gol. Certo. Peccato. Peccato, sì.